Una forte presa di posizione sulla viabilità ad Agrigento ci arriva dal presidente dell'Ordine degli Architetti Alfonso Cimino, che afferma come Agrigento appartiene ai suoi cittadini. È assolutamente impensabile che Agrigento continui a ricevere proclami su chiusure di strade per renderle ciclabili che nulla hanno a che vedere con la fruibilità della città da parte dei suoi abitanti. Agrigento appartiene ai suoi cittadini. Lo afferma Alfonso Cimino, presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, riferendosi alla paventata chiusura al traffico veicolare di via Passeggiata Archeologica e viale Enrico La Loggia. Il progetto, prosegue Cimino, di chiudere il viale La Loggia utilizzando un concorso di idee per trasformarlo in pista ciclabile e area pedonale è irrealizzabile. La chiusura al traffico veicolare di fatto congestionerebbe la circolazione stradale urbana, senza pensare che attualmente la città è isolata dal resto della provincia. Così come è impensabile e inattuabile pedonalizzare la via Passeggiata Archeologica. Ci siamo opposti già negli anni precedenti a questi progetti e continueremo a farlo perché il rischio è di isolare la città dai suoi quartieri satelliti. E questo è un processo inverso rispetto all'avvicinamento dei quartieri satelliti e della Valle dei Templi di Agrigento. Agrigento appartiene ai suoi cittadini, invece di pensare a chiudere le strade occorre intervenire per il ripristino di tutte le strade carrabili urbane. Gli architetti di Agrigento lo chiedono con forza. Inoltre siamo contrari all'utilizzo dei concorsi di idee che servono solo a far lavorare inutilmente i colleghi senza poi ricevere l'incarico di progettazione. La paventata chiusura delle due importanti arterie non è l'unico argomento di interesse sulla viabilità. Dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, l'onda emozionale e la paura hanno fatto sì che diventasse pressante l'abbattimento del nostro ponte Morandi, dichiara Alfonso Cimino. Ora è necessario comprendere, a prescindere da quali siano le risultanze delle riunioni in programma tra il Comune e gli enti preposti, che il ponte può essere abbattuto soltanto se attraverso opportune indagini e diagnosi si accerta effettivamente la non appropriatezza di interventi di manutenzione straordinaria. Viceversa non possiamo pensare di abbattere il ponte se attraverso interventi di manutenzione straordinaria questo può essere ancora utilizzato. La demolizione ha forse un costo superiore alla manutenzione straordinaria e tra l'altro non potremmo mai riportare il paesaggio così come era prima della sua realizzazione. Il danno ambientale è stato già commesso e non potrà essere recuperato. L'eventuale abbattimento del ponte Morandi, continua Cimino, deve dipendere da valutazioni tecniche non sentimentali. Per quanto riguarda le infrastrutture occorre un progetto generale, non singole idee e proclami che poco si legano con una pianificazione urbanistica e di rigenerazione della nostra città. Il ruolo della pianificazione urbana è quello di far stare bene i propri cittadini e rendere vivibile e fruibile la propria città. Oggi seguiamo onde emozionali che ci allontanano dai veri problemi della città, partendo dal ripavimentare le strade, dal decoro urbano, dal ricongiungere la Valle dei Templi a tutta la città e ai suoi cittadini, rigenerare il centro storico partendo dalla via Atenea come luogo naturale e commerciale della nostra città, ripensare al fronte al mare di San Leone e tante altre emergenze che riteniamo siano state da troppo tempo dimenticate a scapito dei cittadini.